Eccomi qua, illuminata dal sole, sono sempre Giusy Bonaccina e questo è un altro appuntamento di Pota. Fa la barba e il contrapil. Allora, fare la barba e il contropelo. Riportiamoci però al tempo dei nostri nonni, i quali a casa o si facevano crescere la barba per comodità oppure si arrangiavano in qualche modo e se la facevano loro. Ma quando c'era una festa importante in famiglia andavano dal barbiere e il barbiere faceva appunto la barba e il contropelo, nel senso che con il rasoio passava nel senso della crescita della barba più volte e anche nel senso contrario fino ad avere delle guance particolarmente belle lisce. Quando però le persone erano anziane e le guance erano flosce, bisogna dire che nelle vecchie botteghe dei barbieri c'era a disposizione una pallottola di legno, generalmente di legno, che veniva messa in bocca a colui che doveva farsi fare la barba e passando da una guancia all'altra tendeva la pelle delle guance proprio perché diventasse liscia e fosse facilitato il compito del barbitonsore. Noi adesso utilizziamo questo modo di dire per significare che qualche volta si tagliano i panni addosso alle persone, si fa dunque la barba e il contropelo e li si denigra senza pietà.